destra, postazione Carboni, interviene Fagioli, 2 contro 2, ancora Fagioli, vertice destro, va in porta il numero 8, brucia Opara che aveva scelto l'altro palo, è il vantaggio del COD 272, è 1-0. Fisici, Monteforte, Tubani, stoppa di petto, salta l'avversario, palla che arriva a Pantaleoni, il pareggio della Golbet arriva con il proprio centrocampista centrale, il numero 5, fa 1-1. Sulla porta da parte di Lorenzo La Ruffa, parte la rincorsa di La Ruffa, nuovo vantaggio del COD 272, è andato in rete il capocannoniere di questa Serie A, è 2-1. Tutte le torri della Golbet, Angelè sul pallone, batte rasoterra, Mastrelli ci prova con il tacco e poi Tubani batte sul proprio palo Coletta, è il 2-2 della Golbet. Più bene, Pantaleoni non ha voglia di tirare, Monteforte va in porta, Monteforte ribalta la situazione, la Golbet è il 3-2 a pochi istanti dal 50°.